L'occasione dell'incontro. Parte Blen.it, la borsa lavoro edile nazionale delle costruzioni. Una convenzione è stata firmata questa mattina tra l'Ufficio Provinciale del Lavoro e l'ESIEA. Abbiamo avuto a disposizione da parte della direzione del lavoro di Palermo, qui noi dobbiamo fare un tipo di lavoro orientato in questo senso, e oggi anche attraverso degli scambi con la scuola edile, in specie con il dottore Cardella, Maglio Cardella, ho accolto questa occasione e ho accettato ben volentieri, con molta soddisfazione da parte di entrambi, di andare a percorrere questo obiettivo. Quindi oggi ci dà questa possibilità di firmare questa convenzione, che sarà una collaborazione reciproca, uno scambio di dati e di informazione. Cioè lo scopo è quello che dobbiamo conoscere quali sono le esigenze dell'impresa e avvicinare quello che è l'esigenza anche del lavoratore, riqualificare il lavoratore per trovare un'immediata occupazione per quanto riguarda il nostro territorio, che oggi anche l'edilizia deve andare avanti. Si cerca in tutti i modi di far ripartire un settore in piena crisi. Ma non solo la rigentamento in tutta l'Italia, oggi siamo in piena crisi. Mi veniva proprio di pensare che forse sarebbe giusto cominciare a considerare prima l'esistenza dei lavori e poi cominciare ad operare in tal senso. Certo, il primo passo avanti lo stiamo facendo, cioè cercare di mettere in contatto quella che è la forza lavorativa assieme al mondo imprenditoriale e cercare di trovare assieme una soluzione migliore e per l'occupazione e per l'esito dei lavori. Un secondo problema importante, almeno è necessario per ora, è il lavoro che manca. Quindi speriamo che tutto questo possa veramente portare anche a essere di incitamento per cercare di poter sfondare un mercato che in questo momento è assolutamente dormiente. Soddisfatto il direttore dell'ESIEA, Maglio Cardella. Questo obiettivo che si prefigge Blen.it, la borsa lavoro nazionale edile, è un patrimonio solo del contratto collettivo nazionale del lavoro del settore edile. Solo il nostro settore dispone di questo strumento. È uno strumento online e a sportello, prevederà la possibilità che i disoccupati, i cassaintegrati o i lavoratori in mobilità possono recarsi presso il centro per l'impiego a chiedere informazioni. Il centro per l'impiego si collegherà con lo sportello Blenit. E che cosa farà questo sportello? Comunemente faremo intanto un'azione di orientamento, acquisiremo i curricula di imprese, lavoratori e tecnici. Questi curricula serviranno a Blen per cercare poi di incrociare domanda e offerta. Quindi quando avverrà questo incrocio, un'impresa ad esempio deve fare un lavoro nel settore del recupero dei beni culturali, gli forniremo uno scalpellino, un muratore specializzato nel recupero. Quando si incroceranno quell'impresa e quel lavoratore, si concluderà la procedura col centro per l'impiego che materialmente avvierà il lavoratore presso l'impresa.